Ci troviamo a Mestre in compagnia di Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Veneto, per presentare un convegno dal titolo Tipico, straordinario, immensa. Di cosa si tratta, direttore? Ma si tratta di una risposta autorevole e puntuale a quelle che sono delle esigenze che stanno emergendo. Ormai nelle scuole, la scuola è la culla dove si formano le culture, e in un territorio dove la cultura, la tradizione è così forte qual è quella del Veneto, noi non possiamo e non dobbiamo trascurare il fatto che nelle scuole si debba mangiare Veneto, si devono mangiare i prodotti del territorio. Ecco per cui questo convegno di oggi non è altro che in qualche modo risensibilizzare il mondo delle istituzioni, rimetterci tutti quanti a pensare che nelle mense scolastiche è opportuno portare qualità e portare tradizioni, portare la nostra storia, perché i consumatori di domani non sono altro che i nostri allievi, i nostri studenti, che se vengono formati con la nostra cultura domani penseranno che il Veneto abbia qualcosa in più da poter dare. Allora, un po' di responsabilità ce l'abbiamo anche noi operatori dell'informazione quando presentiamo queste cose. Capita sovente di leggere proprio sulla stampa dei problemi, i genitori a scuola, i bambini non sono contenti della qualità. È chiaro che le esigenze sono anche mutate. Coldiretti cosa propone? Ma Coldiretti propone di riportare l'autenticità dei nostri prodotti all'interno dei pasti delle scuole. Non si può immaginare di creare un menù soltanto col bilancio energetico, come sovente viene fatto e con la quale ci difendiamo molto spesso dicendo che c'è una dieta equilibrata fatta da un dietologo apposito. Noi pensiamo che l'origine del prodotto, che la materia prima, rappresenti la cultura di un territorio, ma rappresenti la certificazione di un prezioso di qualità su cui noi stiamo lavorando. Ecco per cui sovente anche in Veneto abbiamo denunce di scarsa qualità all'interno delle mense ospedaliere, di scarsa qualità all'interno delle scuole, e molto spesso noi facciamo mangiare i cibi nelle scuole ai nostri figli che sono diversi da quelli che noi cerchiamo ogni giorno di comprare a casa, cercando di dare il meglio. Per cui, siccome vogliamo dare il meglio, siamo convinti che possiamo darlo con i nostri prodotti. Uno dei punti di partenza credo sia la formazione di tutto l'arco delle persone che sono impegnate anche nel mondo della scuola. A me viene in mente il capire, il conoscere il ciclo delle stagioni, quindi capire quando è il momento della frutta e della verdura di stagione. Ma guarda, hai centrato un tema su cui è il nostro cavallo di battaglia. Noi siamo convinti che la qualità e la genuinità di un percorso, di un frutto, si lega alle stagionalità. Ogni stagione ha i suoi prodotti, ogni stagione ha le sue ricette, e questo è giusto che venga riprodotto anche all'interno degli ambiti scolastici, perché lo scandire del tempo è anche un percorso pedagogico, oltre che un percorso culinario. Grazie al direttore di Coldiretti Pietro Piccioni. Ci ha raggiunti ai nostri microfoni Isabella Savini, che è presidente del corso di laurea magistrale di Scienze della Nutrizione Umana all'Università di Tor Vergata. Allora, abbiamo un esperto, benvenuta professoressa Savini. Oggi gli stili, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione dei bambini, stanno cambiando. Non è detto che stiano cambiando in meglio, c'è sicuramente attenzione a quello che è l'apporto calorico, ma magari si stanno tralasciando alcuni capisaldi della tradizione per delle mode che possono essere anche estemporanee. Sì, questo è un fenomeno che sta realmente accadendo e che in qualche modo, diciamo, sta sollevando molte polemiche e anche in qualche modo richiamando l'attenzione di molti nutrizionisti, perché senza, diciamo, in realtà basi scientifiche consolidate e neanche certe, vediamo sempre di più pubblicizzare e aumentare il consumo di prodotti commerciali. Facciamo alcuni esempi: le bacche di goji, i semi di chia, esaltandone delle virtù salutistiche senza che queste siano in realtà comprovate. Queste stesse proprietà potenzialmente benefiche sono sicuramente presenti anche nei nostri prodotti del territorio, che diciamo in qualche modo, tra le altre, garantiscono anche una maggior tutela, in quanto sicuramente provenienti da aree più vicine a noi, quindi più controllati, e che in qualche modo sono anche rappresentativi
indicativi di quello che poi è la dieta mediterranea, sulla quale ci sono una miriade di studi e di letteratura scientifica che ne dimostra effetti benefici non solo sulla crescita del bambino, sullo sviluppo eccetera, ma anche nella prevenzione di molte delle patologie cronico-degenerative che oggi sono in qualche modo uno dei problemi più grandi in ambito di salute pubblica. Quindi è molto importante che diciamo, non si abbandonino questi alimenti tradizionali pensando di trovare negli alimenti esotici o provenienti da lontano qualcosa di miracoloso o di benefico. Questo in qualche modo è il mio messaggio: i superalimenti non esistono, cerchiamo di ritornare un pochino con i piedi per terra e soprattutto sulla terra del nostro territorio. Allora, è una politica che Coldiretti sposa in pieno anche con le campagne formative, quello proprio di rivalutare la tradizione. E com'è possibile però far capire in un contesto complesso come quello delle mense scolastiche il recupero della tradizione e soprattutto insegnare ai primi fruitori, che sono i bambini, che poi saranno i consumatori di domani, l'importanza della frutta e della verdura di stagione? Ecco, questo diciamo forse per farlo capire non è semplice, in quanto i bambini, come sappiamo, imparano non mediante lezioni o formazioni diciamo teoriche, ma attraverso esempi pratici, applicativi. Quindi la famiglia ha un ruolo fondamentale, le famiglie in primis, che poi sono rappresentative della popolazione, dovrebbero fare veramente diciamo in qualche modo una riflessione su quello che acquistano, sui prodotti che portano a casa, perché anche questo in qualche modo poi supporta quello che la mensa propone. Se in famiglia si comprano solamente zucchine in qualsiasi periodo dell'anno, il bambino vorrà le zucchine anche a scuola in qualsiasi periodo dell'anno, quindi diventerà difficile fargli capire che nel periodo invernale per esempio le zucchine non si trovano. Questo è un fattore molto importante, il ruolo della famiglia nel diciamo, impartire formazione e educazione alimentare attraverso modelli, cioè attraverso diciamo, le proprie abitudini alimentari. Questo è sicuramente una cosa diciamo, certa, non basta la teoria, bisogna mettere in pratica quello che in qualche modo pensiamo sia giusto fare. Quindi i genitori devono essere coscienti di questo e viceversa stiamo osservando sempre di più genitori che invece chiedono alle mense scolastiche di modificare i menù proprio per assecondare quelle che sono le loro credenze o le preferenze dei propri bambini. Questo non va bene. Assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, allora questo convegno di Coldiretti vuol sensibilizzare i genitori ma anche i consumatori affinché non si seguano le mode ma in qualche modo si rivaluti la tradizione che è insita in noi. Questo vuol dire tanto mangiare meglio. Significa avere un'idea della cultura dell'alimentazione che si traduce, ormai questo è diventato un fatto riconosciuto, anche in un corretto stile di vita e perché no, anzi perché sì, aiutare anche l'economia del nostro territorio. Ormai è risaputo che quando si investe sui giovani, quindi all'interno della scuola, cambiano le abitudini dell'intera famiglia. Se pensiamo a quando abbiamo iniziato a mettere la cintura di sicurezza, è perché ad un certo punto non era l'obbligo di legge, ma era che il tuo figlio, tuo nipote ti diceva ma com'è che non lo metti? Ecco, dovremmo arrivare a fare la stessa cosa con il cibo della nostra tradizione, cibo stagionale, abbattimento di costi ambientali, questo fa molto moda, in qualche modo è un mangiare green, ma è un mangiare soprattutto della nostra tradizione. Io credo che nelle mense scolastiche questo si debba fare. Allora, lo leggiamo, capita spesso, non danno mai buone notizie i giornali o la stampa di problemi proprio dei genitori con i figli, non mangiano, le cose non vanno bene. Il compito della politica è sempre quello di mediare, visto diciamo dal punto dell'assessore regionale che cosa può fare, oltre che fare squadra e dare in un certo senso un indirizzo. Ma qualche esperienza anche proprio di numeri li abbiamo già avute, quando abbiamo fatto un accordo sempre con il mondo dei produttori per favorire per esempio la merenda tradotta in frutta,
con dei dispenser anche nelle scuole, poi questo ha generato un aumento del consumo di frutta perché i ragazzi scoprivano che era buona e perché poi questo si è diffuso anche a casa. Ecco, se lo riusciamo a fare anche all'interno delle mense, allora vuol dire intervenire in maniera capillare. Non è solo una mediazione, è una convinzione. Ci è raggiunti al nostro microfono e lo salutiamo l'assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia Simone Venturini. Allora, benvenuto assessore. È un convegno importante questo di Coldiretti su un aspetto importante non solo per il mero cibo, il mero funzionamento della mensa per i bambini, ma proprio perché si tratta di formare quelli che saranno i futuri consumatori di domani e per la responsabilità che hanno i genitori proprio nell'indirizzare i gusti alimentari dei ragazzini. Allora, so che il Comune di Venezia è molto sensibile a queste iniziative e c'è anche un progetto, mi pare, in essere, in aria, in divenire. Sì, beh, l'educazione alimentare è un tema importantissimo, così come è importantissimo lavorare sulla filiera locale. Noi dimentichiamo spesso che Venezia, oltre ad essere il comune turistico per antonomasia, o il comune dove c'è la cultura e i musei, è anche il comune con una grande superficie agricola, con importanti aziende agricole e quindi ribadire l'importanza di un'educazione anche alimentare al prodotto locale e tipico è sicuramente importantissimo. Su questo le mense veneziane e quelle scolastiche sono fortemente impegnate per migliorare il loro servizio, dando una risposta su più piani ai differenti stili di alimentazione, quindi per coprire tutta quella nuova fascia di vegetariani o vegani che si avvicinano a questi temi, così come l'importanza di lavorare su menù religiosi, perché vediamo molte persone di religioni diverse da quella cristiana cattolica e di conseguenza l'importanza di dare un servizio differenziato, ma c'è molto spazio di miglioramento sul tema del chilometro zero e quindi l'appello che ho rivolto alla Coldiretti, alle organizzazioni che come Coldiretti si occupano appunto di agricoltura e filiera alimentare, è quella di incontrarci con tutti i referenti del comune, delle aziende che si occupano di ristorazione per capire come e in che modo sviluppare una collaborazione sul chilometro zero sul prodotto veneto e veneziano. Allora, l'importanza della politica, perché le organizzazioni di categoria a volte hanno una marcia che non è proprio sincrona. Alla politica spetta il compito, come si dice tante volte, di fare squadra. Assolutamente, a fare squadre e fare sintesi. Io credo che l'esperienza della Coldiretti, che è una grandissima associazione di categoria che in Veneto è molto radicata e anche a Venezia è molto radicata, dalla Coldiretti arriverà sicuramente un ampio contributo come è arrivato in altre occasioni. Quindi la collaborazione con la Coldiretti non è di oggi, è una collaborazione antica, funziona e credo che le suggestioni della Coldiretti siano sicuramente importanti per il Comune di Venezia così come per l'intero sistema paese. Allora, grazie e buon lavoro a Simone Venturini, assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia, per questo convegno tipico e straordinario immenso organizzato da Coldiretti. È tutto, la linea torna allo studio. Posto. Grazie a voi. assessore.